in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Omicidio Fausto Iov, tracce di sangue nell'auto di Dallago, ma i RIS non sono riusciti a stabilire con certezza a chi appartengano. Sanità, Ioppi, l'emergenza climatica cambia il ruolo dei medici, cure ed esami appropriati per ridurre le emissioni. La medicina del futuro sarà lenta? Orso travolto da un'auto a Vezzano, illeso il conducente, il plantigrado si è allontanato verso il Monte Bondone. Tragedia in ospedale, bimba nasce morta, aperta un'inchiesta. L'azienda sanitaria di Belluno, vicini alla famiglia, aperto un audit interno e piena collaborazione sulle indagini. Si è spento Emilio Rigamonti, il re della Bresaola della Valtellina, aveva 92 anni. Angela, sono tornato. Come ogni anno! Ti stai divertendo, eh? E io chiamo il K-Facli. No, il K-Facli no. Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti, c'è il K-Facli. Veloci e affidabili come sempre. Prenota subito il tuo appuntamento su kfacli.it